Family Care nasce nel 2015 come divisione di Open Job Metis per ricercare, selezionare ed assumere assistenti familiari. Assumiamo noi regolarmente l'assistente familiare, quindi la famiglia non deve gestire nulla a livello burocratico amministrativo e allo stesso tempo non deve gestire la sostituzione del personale. Vi aspettiamo per una consulenza gratuita. Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Il maltempo oggi ha colpito duro il Varesotto, in particolare il Tradatese. I violenti temporali che hanno caratterizzato le prime ore della giornata, accompagnati da vento fortissimo e in alcuni casi da grandine, hanno provocato danni ingenti e conseguenti disagi. Un'ondata preannunciata dalle previsioni, tanto che ieri la Protezione Civile aveva diramato l'allerta arancione, ma che ha comunque impressionato per la sua intensità. Andiamo a vedere il servizio. Il maltempo ha colpito duro il Varesotto. I violenti temporali che hanno caratterizzato le prime ore di oggi, accompagnati da vento fortissimo e in alcuni casi grandine, hanno provocato danni ingenti e conseguenti disagi. Un'ondata preannunciata dalle previsioni, tanto che ieri la Protezione Civile aveva diramato l'allerta arancione, ma che ha comunque impressionato per la sua intensità. Il maltempo ha colpito in particolare il Tradatese, ma disagi si sono registrati un po' in tutta la provincia, ad esempio a Carnago, Besnate, Samarate, Cavaria e Oggiona Santo Stefano. A Olgiate Olona, Polizia Locale e Protezione Civile sono state impegnate in via Roma per un grosso albero crollato sulla carreggiata. Secondo le previsioni, l'ondata di maltempo non è ancora finita e ulteriori temporali sono attesi nelle prossime ore. Dicevamo dunque di Tradate sconvolta da una tromba d'aria. Tutti i particolari in questo video. È stata una tromba d'aria, mai vista una cosa così. Lo ripetono in molti a Tradate e dintorni dopo l'ondata di maltempo che questa mattina ha colpito duramente la città e il circondario. Pesanti ripercussioni anche sull'ospedale tradatese, dove a causa del malfunzionamento degli ascensori e di problemi legati all'intermittenza del funzionamento degli impianti elettrici, si è preferito rinviare nelle prime ore della mattina l'attività delle sale operatorie a massima garanzia della sicurezza dei pazienti. Di certo ci sono i danni ingentissimi, con tetti scoperchiati, alberi caduti sulla strada, devastazioni un po' in tutta la città. Secondo una prima sommaria stima ci sarebbero danni per alcuni milioni di euro. Il naufragio di Lisanza non potrà lasciare l'Italia, e questa è la misura disposta dal giudice di Busto Arsizio nei confronti di Claudio Carminati, lo skipper dell'imbarcazione che naufragò la sera del 28 maggio scorso nelle acque di Sesto Calende. Il provvedimento al comandante della navetta Guduria è stato notificato nella mattinata di oggi dai carabinieri di Gallarate. L'indagato, che deve rispondere dei reati di naufragio colposo e di omicidio colposo plurimo, oltre a non poter lasciare il territorio nazionale, dovrà anche sottoporsi all'obbligo di firma quotidiano in caserma. Ieri mattina i carabinieri di Varese hanno effettuato un controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione del lavoro nero. Sono stati ispezionati 3 negozi adibiti al commercio di prodotti alimentari etnici ed è stato trovato un dipendente appunto in nero. Nello stesso negozio sono state riscontrate diverse violazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, tra cui l'assenza di vigilanza sanitaria, la mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale e la mancata formazione del personale dipendente in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro. Inoltre, il negozio era privo dei requisiti di salute e sicurezza e il titolare aveva installato un impianto di videosorveglianza senza l'autorizzazione necessaria. A conclusione degli accertamenti, i carabinieri hanno quindi proceduto all'immediata chiusura dell'attività commerciale e stabilito una pena di 55.387 euro, oltre a contestare aggiuntive sanzioni amministrative per 5.600 euro. Pochi poliziotti, carenza d'organico quasi insostenibile. Questo è il motivo che ha spinto i sindacati di polizia a protestare davanti alla prefettura di Varese questa mattina. Il servizio. Il SISP CGIL oggi manifesta davanti alla prefettura per dar voce ai poliziotti, alle condizioni di lavoro dei poliziotti affinché appunto perché c'è da dire che la sicurezza è un diritto di tutti e quindi il fatto che la polizia abbia una carenza di organico fortissima determina
minori servizi per i cittadini o comunque servizi non immediati. Pensiamo al solo fatto dei tempi di attesa dell'ufficio passaporti o a magari l'intervento di una volante. È chiaro che se il personale è poco non si può andare ovunque o non si può essere veloci, quindi sicuramente questo è un problema che anche la provincia di Varese ha avuto modo di verificare. Pensiamo anche al commissariato di Busto che ha difficoltà ad uscire con più pattuglie, più volanti, noi le chiamiamo, l'UPGFSP, Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Perché? Perché c'è carenza di personale. Cresce in maniera preoccupante il numero delle persone recluse nelle carceri italiane e tra gli istituti di pena messi peggio, per sovraffollamento, c'è anche quello varesino dei Miogni. Secondo l'ultimo report dell'Associazione Antigone, il dato nazionale ufficiale del sovraffollamento è del 112% circa, quello reale del 120%. Ma ci sono situazioni dove le condizioni di detenzione sono ancora più preoccupanti. In Puglia si arriva al 142,1%, in Lombardia al 135,1%, in Veneto al 127,4%. Peraltro tutti gli istituti più affollati sono in Lombardia. Lodi raggiunge il 182%, Brescia il 181%, Como il 178% e Varese Miogni è quarto con il 177%. In questi 4 istituti, insomma, ci sono quasi il doppio dei detenuti che quelle carceri potrebbero contenere. Anche il Lago Maggiore e il Lago di Lugano soffrono di alti livelli di inquinamento da plastica e microplastica. Lo indica lo studio internazionale pubblicato sulla rivista Nature, guidato da Veronica Nava e da Barbara Leoni dell'Università di Milano Bicocca. La ricerca ha coinvolto 79 ricercatori di tutto il mondo e si basa sui campioni delle acque di 38 laghi in 23 paesi diversi. Tra i laghi in cui è stata evidenziata la maggior contaminazione da detriti di plastica si trovano alcune fra le principali fonti d'acqua potabile per le popolazioni locali, come appunto il Lago Maggiore in Italia e quello di Lugano in Svizzera. Inoltre, ha detto Veronica Nava, la plastica che si accumula sulla superficie dei sistemi acquatici può favorire il rilascio di metano e di altri gas serra. E torna di stretta attualità il tema dei cantieri in Viale Borri e in Largo Flaiano. Il momento è difficile, i disagi sono in aumento. Ci racconta tutto Barbara Zanetti. Continua a essere difficile la situazione traffico nel comparto di Largo Flaiano e in Viale Borri. In Viale Borri c'è anche un altro problema. A causa di un cantiere che interessa la rete fognaria è stato eliminato un lungo tratto di marciapiede e i pedoni sono costretti a camminare in mezzo alla strada. Il tratto è quello che va più o meno da via Guicciardini all'Esselunga ed è un tratto, come potete immaginare, assolutamente fondamentale per diciamo così, l'economia di movimento della Rione, anche perché appunto le persone che sono dirette all'ospedale e che entrano anche nella parte del vecchio ospedale devono per forza transitare in quel punto. I disagi quindi continuano e sono aumentati anche dal fatto che il primo tratto di Viale Borri, come sapete, cioè quello compreso tra Largo Flaiano e l'incrocio con via Gasparotti, è percorribile in questa fase solamente in direzione di Bizzozero a causa dei lavori per il rifacimento di Largo Flaiano. E ci spostiamo a Gallarate. Al Maga si è svolto il Diploma Day dei licei di Viale dei Tigli. Ce ne parla Luca Spriano. Si è celebrata ieri a Gallarate, al Maga, la 4ª edizione della Diploma Day dei licei di Viale dei Tigli. Sono 260 gli studenti diplomatici, 31 i 100 di cui 8 con lode. A loro è stato riservato un grande momento di festa con la consegna dei diplomi. A presentare la serata il docente Federico De Marco e Silvana Laface, primo collaboratore del dirigente scolastico. L'evento è stato realizzato in collaborazione con il comune di Gallarate
Gallarate, rappresentato dal sindaco Andrea Cassani e dall'assessore alle attività formative Claudia Mazzetti, con Maga e con le associazioni genitori dei licei e amici dei licei. È stato un tripudio di sorrisi e felicità, una sana esultanza liberatoria in coda a un cammino lungo 5 anni. Bene, con questo è tutto. L'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre domani alle 19. Buona serata!